Nanni Sale, presidente dell'associazione Progetto Farfalla di Nuoro, primo anno del progetto Olimpiade implementato insieme alla società Cortina Banzai di Roma e col supporto dell'Olimpionica di Judo a Londra 2012 Rosalba Forciniti. Quali le prospettive per il 2020? Siamo partiti già alla grande con uno stage internazionale che abbiamo fatto a Roma, proprio a casa del Banzai Cortina. Abbiamo portato 16 ragazzini, molti dei quali era la prima volta e la prima esperienza che facevano in un ambito del genere, in uno stage dove c'erano circa 800 atleti iscritti. Gli obiettivi, come al solito per il progetto Farfalla, sono obiettivi molto alti, obiettivi che ci vedono impegnati a partecipare ad attività internazionali, a gare nazionali, perché quest'anno avremo tutto il Trofeo Italia Cadetti, tutto il Trofeo Italia Esordienti B da portare avanti e adesso anche il Trofeo Italia della categoria Juniores, perché abbiamo appunto crescendo i ragazzi, adesso abbiamo già 3 ragazze che affronteranno appunto queste gare agonistiche. E in più a questi impegni qua parteciperemo alle gare di Grand Prix di European Cadet, che sono delle gare molto prestigiose che ci vedranno impegnati con la categoria cadetti. Poi gli svariati stage e anche chiaramente tutta l'attività regionale. Per tutto il 2020 avremo il supporto tecnico di Rosalba Forciniti, che a cadenza mensile verrà per tutto l'anno qua in palestra.